Allora, Federconsumatori, vediamo consigli per il cambio, consigli per il cambio e soprattutto cerchiamo di spiegare cos'è, dove si va a parare. C'è un messaggio per la scelta del gestore: affidatevi a chi conoscete personalmente e a chi ti risponde al telefono, una persona vera e non un computer. Questo suggerisce un nostro telespettatore. Sì, è sicuramente un consiglio prezioso ed è un consiglio che anche noi diamo spesso. Non ci sono compagnie necessariamente migliori di altre. L'importante è scegliere un fornitore che abbia veramente un punto vendita, un punto per il servizio clienti che sia raggiungibile magari vicino al domicilio, perché abbiamo notato che quando una persona veramente ha un problema e deve entrare nella giungla dei call center non ne esce più. Alcuni operatori a volte non sono formati oppure non sono in grado di risolvere il problema della persona. Avere il contatto diretto con uno sportello funzionante spesso fa la differenza tra poter risolvere i problemi oppure continuare ad avere dei problemi con un fornitore, quindi è un consiglio molto, molto opportuno. Ecco, l'altra cosa, però mi allaccio a questa questione che ne abbiamo affrontato sempre anche insieme con voi in altre circostanze e con il supporto dello SPCGL e anche della Polizia di Stato: attenzione a non aprire alla persona fisica che ti si presenta, magari senza un appuntamento, prima verificare, perché dopo qua si rischiano anche altre situazioni, no? Perché sì, non si rischiano soltanto dei contratti truffaldini, perché a volte le persone vengono, diciamo, raggirate, perché magari gli si propone anche un'offerta che non è così tanto sconveniente dal punto di vista economico, ma persone che magari erano nel mercato tutelato e avrebbero voluto continuare a stare nel mercato tutelato si sono trovati nel libero perché degli operatori sono venuti a casa loro, li hanno convinti, hanno detto: guarda che sta scadendo, altrimenti ti stacchiamo il gas, altrimenti ti stacchiamo la luce. Le persone preoccupate hanno accettato e hanno firmato. Per questi casi fortunatamente esiste il diritto di recesso entro 14 giorni, se le persone hanno difficoltà possono rivolgersi ai nostri sportelli. Certo, no, ma proprio non far entrare persone estranee serve appuntamento, perché questo dopo incappiamo in altre situazioni che voi state cercando di arginare. Allora, fine del mercato tutelato, mercato libero e mercato tutelato. Abbiamo anche una slide di supporto, spieghiamo qual è l'uno e qual è l'altro, perché ancora non aveste capito cosa vuol dire tutelato e cosa vuol dire libero. Sì, infatti è vero che tante persone vengono da noi e dicono: ma io non so con chi sono, magari ci dicono sono da 30 anni con la stessa persona, in quel caso sicuramente sono con il mercato tutelato. E nel mercato tutelato quali sono le sue caratteristiche? Che le condizioni economiche e contrattuali vengono decise dall'ARERA. Questo non significa che siano necessariamente vantaggiose o regalate o prezzi più bassi, però significa che c'è un'autorità alla base che calcola questo prezzo in base a quelli che sono effettivamente i prezzi di vendita all'ingrosso, e quindi non c'è un fornitore che magari un giorno si sveglia e dice: io decido che il gas costa 2 euro al metro cubo per i miei clienti, e i clienti loro malgrado hanno da quel momento quella tariffa. E il mercato tutelato ha delle tariffe variabili per sua natura, per cui variano, e quindi se le persone hanno un'offerta fissa sono sicure invece di essere con il mercato libero. Le offerte a tariffa fissa sono state un po'... Questo non ho capito bene. Allora, il mercato tutelato ti dà un'offerta di che tipo? Variabile. La tariffa è variabile. Ed è una tutela questa? È una tutela, sì, perché le persone hanno sempre il prezzo più basso disponibile. Se invece, come a volte capita per chi è nel mercato... Oppure se sale però, come è successo, è vero. Questo è un rischio? C'è anche questo rischio, chiaramente. Perché adesso sappiamo che l'energia elettrica sta aumentando abbastanza e si rischia il picco degli anni scorsi, e tu rischi di trovarti delle bollette, perché alcuni so che hanno avuto delle garanzie di un prezzo calmierato proprio perché avevano un mercato una scelta di un certo tipo, quindi un mercato libero. Allora, negli anni scorsi questo è stato un po' una lama a doppio taglio, perché quando ci sono stati i primi rialzi, che sono iniziati ancora prima della guerra in Ucraina, le persone che avevano il mercato tutelato si sono accorte di una comunque sensibile variazione a rialzo della loro tariffa. Le persone che erano con il mercato libero, purtroppo, diciamo, le possiamo dividere in due persone: le persone che avevano dei fornitori che hanno cercato e avevano soprattutto la potenza economica di resistere e di continuare a garantirgli quella offerta, e poi c'erano invece le compagnie poverette un po' più piccoline o che volevano anche un po' cavalcare l'onda,
che hanno mandato una bella lettera ai loro clienti dicendo: tu avevi questa tariffa assicurata per 1 anno o per 2 anni, mi dispiace, io non posso più garantirtela, per cui adesso ti ritrovi con una tariffa variabile. Abbiamo visto persone che con il mercato libero si sono trovate da un giorno all'altro, anche senza essere avvisate, con una tariffa variabile, e si sono trovati di botto a pagare da 20-30 centesimi al metro cubo a pagare 3 euro, tariffe decuplicate. Allora, quindi questo sostanzialmente, ritornando un po' anche al nostro schema che vedevamo prima in onda, questo del mercato tutelato è una situazione di fatto, mercato libero invece cos'è? Da cosa è caratterizzato? È caratterizzato appunto da un numero molto elevato attualmente di fornitori che competono tra di loro cercando di offrire il prezzo della materia prima più basso o le condizioni economiche o contrattuali migliori per cercare di attirare clienti, perché nei contratti del mercato tutelato spesso confluiscono anche altri servizi, la fornitura di lampadine LED per la luce, i controlli annuali della caldaia, a volte sono inclusi in alcuni contratti del mercato tutelato. Questo fa un po' di confusione nel consumatore a volte, devo dire. Però appunto il cavallo di battaglia del mercato libero era quello di offrire delle tariffe fisse, e per un bel po' le persone sono state molto contente di avere delle tariffe fisse perché gli dava appunto questa sicurezza. Attualmente però mi sento di consigliare a chi ha una tariffa fissa nel mercato libero di controllare, se non è scritto nelle bollette, di fare i calcoli con la calcolatrice o di rivolgersi a noi, di controllare effettivamente quanto sta pagando, perché è vero che adesso il prezzo del gas, con anche il problema che sta succedendo a Israele, è un po' a rialzo, ma parliamo comunque di intorno ai 40 centesimi al metro cubo. Ci sono persone che hanno fissato il prezzo magari 1 o 2 anni fa e stanno pagando 1 euro, più di 1 euro al metro cubo, per cui è fisso, ok, però è comunque più del doppio rispetto a chi ha il variabile. Cosa possono fare queste persone? Possono sicuramente... Cioè, ci può essere un adeguamento? Difficile. Gli adeguamenti abbiamo visto che le compagnie tendono a proporli quando il prezzo dell'energia o del gas sale e il prezzo sul contratto invece è più basso. Le compagnie sono ben contente di lasciare che le persone paghino di più per la materia prima rispetto a quello che effettivamente loro la stanno acquistando. A volte le persone accettano il rischio, dicono magari 1 euro non lo pago tanto volentieri al metro cubo per il gas, ma 70 centesimi sì, perché potrebbe salire. Queste purtroppo sono scelte molto personali, perché dopo l'exploit degli anni passati il prezzo delle materie prime era calato sensibilmente. Adesso c'è qualche timido rialzo e c'è chiaramente la grande paura che questo ennesimo conflitto possa far rialzare i prezzi. Per cui sono considerazioni veramente personali. È difficile consigliare scegliete un prezzo fisso piuttosto che un prezzo variabile. Ognuno sa anche quello che può scegliere. L'importante è ricordare che se in un qualsiasi momento la persona non si trova più a suo agio con l'offerta, vede che non è più conveniente, la può cambiare, non c'è alcun tipo di vincolo per le offerte di luce e gas. Servizio di maggior tutela, ecco, quindi quando siamo entrati, vediamo la slide successiva, cosa possiamo dire qui? Possiamo dire che il servizio di maggior tutela, per come lo conosciamo, dal 10 gennaio per il gas smetterà di esistere. Rinascerà dalle sue ceneri come la Fenice per i cosiddetti clienti vulnerabili, ma non si chiamerà più servizio di maggior tutela, si chiamerà servizio di tutela della vulnerabilità. Certo, vediamo quella successiva che così ci aiuta. Ecco, cosa cambierà? Dal 10 gennaio, questa è la data ultima di cui siamo a disposizione, il servizio di maggior tutela nel settore del gas sarà riservato, come diceva lei, esclusivamente ai clienti classificati come vulnerabili. Allora, qui avevamo introdotto il tema con appunto il segretario, no? Della vulnerabilità. Chi sono i clienti vulnerabili? Vediamo un attimo anche la slide successiva. Ecco, vediamo la slide, appunto sono le persone di età superiore ai 75 anni, percettore del bonus energia. Cioè insieme tutte queste cose, oppure soltanto già uno che ha 75 anni, o deve essere anche percettore del bonus energia, cioè tutte le condizioni insieme? No, è un requisito insufficiente. Ah, un requisito, sì. I disabili ai sensi della legge, soggetti con utenze ubicate nelle isole minori non interconnesse e soggetti con utenze ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Allora,
mi pare evidente che qui la norma individua una fascia di popolazione che merita una sorta di protezione. La cosa che va detta, mi riferisco diciamo al primo criterio, cioè quello delle persone di età superiore ai 65 anni, intanto è il caso di dire, di informare queste persone che se hai più di 75 anni non esci dal mercato tutelato, non solo. Ma se i 75 anni li compi il prossimo anno in quanto 75enne puoi rientrare nel mercato tutelato. Ma allora questo mercato tutelato continua ad esistere? Continua ad esistere con questa dicitura che dicevamo prima, cioè servizio di tutela della vulnerabilità. Quindi tutte le persone, le tantissime persone anziane over 75, che sono veramente tanti, abbiamo parlato più volte di questi numeri, perché quando parliamo di pensionati sono questi, di fatto resteranno in questo mercato, ma retto da chi? Cioè cosa vuol dire a questo punto? Cioè sempre con l'operatore che hanno adesso? Sì, loro potranno restare con l'operatore che hanno adesso. Qui bisogna fare un distinguo. Allora noi raccomandiamo a tutti, anche chi ha più di 75 anni e percepisce il bonus sociale, di comunque fare richiesta, perché insieme alle lettere che sono arrivate adesso ex abrupto, diciamo, per avvisare le persone che il mercato tutelato sta arrivando alla fine, c'è un modulo, e se questo modulo le persone dovessero averlo smarrito o non dovessero averlo ricevuto, si può trovare sul sito dell'ARERA, che è appunto il sito dell'autorità. In questo modulo la persona autodichiara o dichiara in caso avesse la 104 o altri problemi, allegando i documenti, dichiara che vuole restare nel mercato tutelato, altrimenti di fatto uscirà dal mercato tutelato. Però se ha 75 anni non dovrebbe uscirci? In teoria no, perché il sistema dovrebbe essere in grado di capire che la persona ha più di 75 anni e che percepisce il bonus sociale, perché comunque perché bisogna anche percepire il bonus sociale, perché io faccio esempio uno 75enne che ha un'ottima pensione, è comunque considerato vulnerabile. Invece ad esempio una persona giovane che percepisce il bonus sociale, magari anche un ISEE alto, perché abbiamo visto che la soglia dell'ISEE per chi ha più di 4 figli è di 30.000 euro di ISEE, che non è pochissimo, ha comunque diritto di restare nel mercato tutelato in quanto vulnerabile. Chiaro, quindi questo è importante anche saperlo. Doveva chiudere la questione del ma solamente per dire appunto che diciamo, quando noi dicevamo anche prima della necessità di fare informazione e quindi una campagna di informazione, per dire per esempio questa cosa qua, e cioè che il 75enne può decidere tranquillamente di rimanere dentro quel mercato. Naturalmente anche per lui è importante guardare se ci sono altre offerte, perché diciamo la cosa vera adesso, al di là di tutti i ragionamenti che stiamo facendo di attenzione, un'esigenza di trasparenza eccetera, però è vero che una liberalizzazione di questo mercato può garantire delle offerte migliori verso i clienti, quindi non va demonizzato questo processo, però va controllato, appunto, che è la ragione in cui appunto dicevamo prima che era necessaria l'informazione e anche dei momenti di verifica di come questo processo evolve all'interno del nostro paese. Ciò detto, è importante che si sappia che i 75enni possono rimanere nel mercato, ed è importante dire che una volta raggiunti i 75 anni, se lo vogliono, possono rientrare nel mercato tutelato, che si chiamerà appunto servizio di tutela delle vulnerabilità. Chiaro. Tutti gli altri, che cosa succederà a tutti gli altri? E ci sono anche delle particolari offerte. Togliamo appunto la slide perché andiamo subito in pubblicità qualche secondo, poi siamo con voi, restate sul canale 19, tra poco.